Bene Daniele, siamo in vista dell'abitato di Casso, che è quel nido d'aquila che vedete lì alle nostre spalle. E la nostra missione odierna qual è? Allora la missione di oggi sarà quella di trovare le sorgenti del Vajont. Sì, o quantomeno cercheremo di avvicinarci il più possibile. Noi d'altronde non siamo Bear Grylls o Chuck Norris, facciamo del nostro meglio. E oggi partiremo dal rifugio Casera Ditta, andremo verso la forcella Col de Pin, quindi siamo nel gruppo del Col Nudo Cime di Pino, all'interno del parco delle Dolomiti Friulane, e scollineremo in Val Vajont. Per il resto improvviseremo. Si vedrà. Daniele Parisi, che molti di voi già conoscono perché è un campione di ballo, maestro di ballo, uomo della notte. Detta così mi suona strana. Uomo della notte. No, uomo della notte, uomo di spettacolo, uomo, insomma, un poliedrico uomo di spettacolo. Va bene così? Sì, va benissimo. Boh. Dalla Casera in quanto tempo si sta a arrivare? La Casera con un passo normale una trentina di minuti da qua, col nostro passo un'ora e mezza. E dalla Casera al nostro punto d'arrivo? Questa è una bella domanda, perché dalla Casera al nostro punto d'arrivo c'è anche un bel dislivello di circa 300-400 metri, dopo controlliamo la cartina, quindi dipende anche da te Daniele, da quanto è allenata la tua gamba, ma insomma tra salsa, merengue e tango no? Il rifugio Casera Ditta avrà 100 anni, ha una storia alle spalle, perché anticamente era un insediamento di carbonai, cioè di gente che se ne stava qua in mezzo a queste montagne, raccoglieva legna e faceva carbone. Poi è stato anche durante la seconda guerra mondiale un rifugio di partigiani. Magari se troviamo il gestore e se lo troviamo della luna giusta, perché è un tipo un po' particolare, magari ci potrà raccontare qualche bella storia sulla Casera e su queste montagne. Lì c'è la Casera, qua c'è il ponte. Esatto. E laggiù a chiudere questo scenografico anfiteatro di montagne abbiamo le Cime di Pino. Oh Daniele, guarda qua la carbonaia che ti dicevo. Si vede che siamo arrivati finalmente. Ah. Duretta, ma siamo arrivati. Eccola qui. E qui c'è anche un ragazzo che ci sta lavorando. È indaffarato negli ultimi preparativi prima dell'accensione della carbonaia. Naturalmente avevamo preparato tutto prima. Sì. Si chiama Luca. Ciao Luca. Ciao a tutti. Allora, domani ci sarà anche una festa per l'accensione della carbonaia, sì. No? Raccontaci un po' come funziona. Praticamente sotto questo involucro di terra sono già state stata già accatastata tutta la legna che abbiamo tagliato e scelto ed è stata tutta messa attorno al camino, sempre anch'esso di legna, dopodiché è stata ricoperta tutto da frasche e poi da terriccio. E lo scopo del fogliame e della terra è di far evitare che entri dell'ossigeno, perché esatto. sennò la legna prenderebbe fuoco. Perché il principio della carbonaia è quello che la legna si deve consumare attraverso una combustione lentissima. In assenza di ossigeno, perfetto. Quindi adesso voi alimenterete poi il fuoco della carbonaia fino a quando? Fino a quando poi, dopo un tot di giorni, andremo ad applicare dei fori per vedere se esce del fumo bianco, vuol dire che non è ancora pronto. Quando il fumo sarà proprio turchino, azzurro, si vede proprio la differenza, allora lì sapremo che il carbone è pronto. Quanti quintali ci sono qua di legna? Allora, la legna qui all'incirca un 40 quintali. Quanto carbone prevedete di ricavarne da questa? Più o meno è un rapporto di 1/10, che però
ci dà le stesse calorie che ci darebbe tutta quella legna sì, anche lì. perché trasportare 40 quintali in montagna non sono come Infatti questa era l'astuzia di chi abitava prima qua, per questo si facevano le carbonaie, in modo da portare la stessa quantità di kilocalorie a valle, però con un peso di un decimo, inferiore di un decimo. Senza calcolare che il carbone rende molto di più anche in lavorazione, vero? In lavorazione rende molto di più, sì sì. I fabbri usano il carbone perché gli dà la possibilità di avere uno spunto di calore maggiore a quello che può dare la legna, e quindi gli permette di lavorare il ferro e avere tutti questi belli attrezzi qui. Bene, domani allora ci sarà questa grande festa, e poi quando il carbone sarà pronto, no? Quindi dopo quanti giorni più o meno? Più o meno si calcola una quindicina di giorni, poi quello varia dalla grandezza delle carbonaie. Questa qui è una molto piccola. E poi farete una festa anche il quando... 6 agosto faremo un'altra festa per dimostrazione, per far vedere che veramente abbiamo fatto il carbone. Ma tu fagli vedere che ogni giorno loro dobbiamo preparare il mangime. Devono appunto stare lì a tagliare, preparare ogni giorno. Perché ogni 8 ore la nostra creatura ha bisogno di essere alimentata, e sono 8 ore precise, ogni 8 ore la scadenza è fissa e quella non possiamo sgarrare. Quindi per 15 giorni ci alterneremo qua, io e Adriano. Ma dimmi una cosa, ma non era meglio lavorare in fabbrica? No, per niente. Vuoi mettere, senti... Ma tu di dove sei? Di Genova. Ah. Senti che pace qui, invece di essere circondati da strade. Dai, Daniele, adesso al di là della finzione ci ha già raccontato la sua storia, adesso, adesso magari ce la sintetizza un attimo. Tu praticamente a un certo punto ti sei stancato. Quanti anni hai? Io devo tra poco 37. 37, a un certo punto ti sei stancato della tua vita? Sì, era già da un po' che ero stanco della vita in città. Per fortuna un mesetto e mezzo fa ho trovato su Facebook la richiesta di aiuto di Adriano per questa carbonaia e per portare avanti il rifugio. Siamo venuti qua durante la festa della Resistenza a vedere il posto e tutto quanto, siamo rimasti colpiti e dopo 2 settimane siamo venuti qua. Perché adesso un mese che siamo qui. E... Siete tu e la tua ragazza? Sì, sperando di riuscire a rimanere qua. Si spera per sempre, anche perché si possa aggiungere. Dopodiché c'è un grande progetto che è quello di realizzare un museo camminato della durata all'incirca, ora diciamo di un'oretta e mezza, in cui faremo vedere tutte le lavorazioni della carbonaia, nel senso la prima la catasta della legna, poi in un'altra col fogliame, per riuscire a tirar su una scuola di carbonai dedicata all'ultimo vero carbonaio, che è Bruno, il signor Bruno, che abita giù subito all'inizio. Bruno Ditta. Sì, perfetto. Quindi riscoprire e tramandare, perpetuare questa cultura, questo know-how. Questo mestiere, questa arte. Quest'arte. È quasi alchimia, si trasforma la legna in carbone, un qualcos'altro che ci aiuta, che ci ha sempre aiutato a scaldarci per il lavoro e per tutto quanto.